Oggi nella rubrica dedicata al Partito Democratico sezione Sandonatese incontriamo il dottor Andrea Cereser, appena stato proclamato candidato sindaco. Dottore, come mai lei ha scelto di candidarsi? Dalla necessità di provare a individuare delle modalità nuove di amministrare la città, stante la situazione, secondo me, di urgenza, che richiede sicuramente che ci siano delle risorse nuove, disponibili a farsi carico della situazione e individuare delle modalità di soluzione a problemi che l'attuale amministrazione non è stata in grado di affrontare. In questo caso il sindaco Zaccariotto, soprattutto nel primo mandato, è riuscita a raggiungere degli obiettivi importanti. Nel secondo mandato invece non ha saputo capire che la situazione è cambiata. Soldi non ce ne sono più o ce ne sono pochissimi. C'è la necessità di mantenere i servizi attuali e questo diventa importante in un momento in cui i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono sempre minori. Spese come quelle che ci sono state sulla piazza o sul prossimo teatro ingesseranno, cioè non consentiranno agli amministratori di probabilmente neanche garantire la manutenzione delle opere che ci sono. Ecco, infatti questa è una delle proposte che vi caratterizzano, una di quelle più innovative, diciamo. Quali sono le altre? C'è da creare una sinergia tra tutte le risorse presenti nel territorio, sia quelle che operano nelle associazioni di volontariato, associazioni che vanno sostenute per la prossimità che hanno nei confronti delle situazioni di bisogno, e sia nei confronti delle associazioni di categoria. L'edilizia, ad esempio, è sempre stato il motore dell'economia di questo territorio. Va accompagnato, però in maniera convinta, il tentativo che stanno facendo, ad esempio, di riqualificare l'intero comparto, ad esempio attraverso esperienze come il network Casa Clima e comunque finalizzate proprio alla biosostenibilità degli interventi. Solo che questo tentativo, secondo me pregevole, che sta compiendo l'edilizia e tutto l'indotto che questa si porta dietro, deve essere sostenuto con forza. Va creato quindi una sorta di alleanza tra la componente privata e la componente pubblica, coinvolgendo anche gli istituti bancari, che devono poter credere nell'investimento in questo settore, e con lo sforzo di tutti bisogna cercare di raggiungere quell'unico obiettivo che è lo sviluppo del territorio, perché a questa questione è legato il tema altrettanto cruciale che è quello del lavoro. A proposito di crescita, infatti, quali sono le proposte che intendete andare ad affrontare per quanto riguarda le imprese? Un servizio importante che l'ente pubblico deve dare alle imprese, ad esempio, è quello, per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione, di fornire dei servizi che però non rendano le imprese ostaggio della burocrazia dei comuni, il che significa ad esempio potenziare tutta la rete informatica per fare in modo che sia il comune ad andare incontro alle imprese e non le imprese obbligate ad andare a elemosinare servizi al comune. Il tutto però dopo aver pensato insieme ai mondi produttivi una visione di città che ancora manca e che non è stata messa a punto nell'ultima occasione che ha avuto l'amministrazione, cioè nel pensare il piano di assetto del territorio. A livello urbano, invece, quali sono i cambiamenti che intendete andare ad affrontare, le proposte? Qui bisogna fare una operazione di verità, e cioè dire che opere pubbliche sarà molto difficile farne in questo contesto di risorse sempre minori che vengono garantite al comune. Probabilmente non ci sarà più spazio per grandi opere pubbliche, sarà invece importante mantenere l'esistente e cercare, facendo sinergia con altri soggetti, di potenziare quei servizi che vanno soprattutto rivolti alle necessità delle persone. Ringraziamo il dottor Andrea Cereser per essere stato con noi e ci rivediamo al prossimo appuntamento con la rubrica PD Informa. Grazie.